Signori e signore, buongiorno. Oggi parleremo di reddito di cittadinanza. Qualcuno, in un post che avevo scritto qualche giorno fa, nel quale dicevo e asserivo che il reddito di cittadinanza era una follia allo stato puro, mi ha ampiamente criticato, dicendo che sono il classico veneto polentone, che non capisce niente, che sono razzista nei confronti del sud, eccetera, eccetera, eccetera. Ma probabilmente non tutti hanno capito cos'è il reddito di cittadinanza. Finalmente ho trovato il video nel quale Beppe Grillo spiega esattamente, con dovizie particolari, che cos'è questo fantomatico reddito per tutti. Allora, se qualcuno pensava che i 5 Stelle fossero un'innovazione, si sbaglia. I 5 Stelle sono l'estrema sinistra della sinistra, i marxisti leninisti allo stato puro. Non mi credete? Ascoltate questo video e capirete che effettivamente è così. Ma forse anche loro non lo sanno. L'inizio è un reddito di cittadinanza, ma il sogno è un reddito universale per tutti. Per tutti, mettere al centro l'individuo, togliere il salario, perché il salario dal lavoro sta finendo. Il lavoro salariato sta finendo, non c'è più. Infatti ci sono diverse aziende che come benefit danno, anziché premi in moneta, danno il tempo libero. Quindi ci saranno mille sfaccettature di queste cose qua, ma il rapporto deve cambiare il rapporto, metti al centro l'individuo e non il mercato del lavoro. Io ho un reddito, decido io se lavorare, quanto lavorare, come lavorare. Magari non faccio niente, chi lo sa? Magari sono un creativo, magari sono... Allora, come si finanzia questa cosa? Perché tutti... Sai qual è la reazione? Lui non fa un cazzo, io mi faccio il culo e tu gli dai gli soldi senza fare niente. Chissà questa come mai usa lo slang veneto per fare questa parte. Chissà, magari sarà perché siamo quelli produttivi. La finanzi con un progressivo sviluppo di un sistema fiscale, cioè di togliere tutte le tasse dal lavoro e dal reddito e incuneare questo 50%, è stato calcolato mediamente progressivo, una tassa sui consumi. Cioè alla fine, vi faccio un piccolo esempio, fatemelo, lo dico nello spettacolo, un piccolo esempio. Allora la domanda è: chi deve pagare le tasse? Chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino? Quando vendo per voi, chiaro? E allora amo e sono innamorato della mia Italia, chiaro? La vedete che adesso le sinapsi cominciano a dire perché tutti e due, no, uno. Allora deve pagare chi compra il pane, che è così. Quando tu prendi un caffè da €1, in quell'euro lì cosa paghi? Paghi il caffè, la tazzina, il servizio, le tasse, la luce, il caffè che è arrivato, i trasporti, tutto, quell'euro lì. Allora se tu togli le tasse del lavoro e la tassa sul reddito, la composizione di quel reddito, di quell'euro lì, la composizione dell'euro che paghi, cambia. Paghi il 50%. Il prezzo rimane sempre €1, ma il 50% del prezzo diventa una tassa che tu finanzi tutto, perché non c'è più la tassa sul lavoro, non c'è più la tassa sul reddito. Allora rapporto datore di lavoro prestatore d'opera si mettono d'accordo. Io voglio un lavoro, ho già un reddito, posso lavorare. Hanno fatto un'indagine, l'80% di persone hanno detto: io farei lo stesso lavoro perché amo il mio lavoro, anche se avessi un reddito farei quel lavoro lì. Un altro 10% ha detto: farei quel lavoro lì ma lavorerei di meno, e un altro 10% ha detto: non farei niente, sarei creativo, andrei a girare. È la tua vita. È la tua vita che metti in centro, ti scegli il lavoro, non sei scelto dal lavoro. Milioni di persone sono convinte ad avere un posto di lavoro, hanno un posto di reddito e fanno qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere, ma non è vita. Senta, lei tutto questo lo dice nello spettacolo. Mi deve abbracciare adesso, mi abbraccio. Vuole che l'abbracci? No, mi abbraccio, sì. L'abbraccio, molto. Ma sei un folle!